Va bene, allora noi abbiamo presentato ieri una proposta, un PDL fatto di 4 articoli che poi il Vicepresidente della Commissione illustrerà nel dettaglio sulla vicenda legata al piano casa. Avete visto, dopo la sua approvazione c'è stato un punto di scontro, direi mai concretizzato, mai realizzato nelle forme come quello che abbiamo registrato in questi giorni. Sostanzialmente non solo i sindaci delle città capoluogo, ma in generale tutti i sindaci hanno segnato un elemento di contrasto forte nei confronti dei contenuti di questa legge, laddove va a desautorare sostanzialmente il ruolo delle comunità locali, dei sindaci, delle amministrazioni comunali nel definire le modalità di applicazione di questa norma. Noi riteniamo che intanto abbiamo fatto una battaglia dura su questo punto in sede di dibattito consigliare, credo che sia stato un errore da parte della maggioranza non ascoltare quel segnale. Avevamo già intuito che questo poteva diventare un elemento di scontro duro con le realtà amministrative locali e quindi l'avevamo segnalato. La maggioranza ha voluto avere un'azione muscolare nei confronti della minoranza e oggi ci troviamo forse per la prima volta in uno scontro tra istituzioni duro, pesante, e su questo noi riteniamo che soprattutto il Vicepresidente Zozzato non se la possa cavare tentando di spiegare ai sindaci che con una circolare esplicativa cambia la legge. Non è mai successo in questi anni che le circolari esplicative modificano contenuti chiari della norma, della legge, che tolgono ai sindaci, alle giunte, la possibilità di intervenire su questa materia. Quindi è una bufala quella che Zozzato mette in campo. Circolari servono per chiarire meglio alcuni aspetti della norma, ma ci possono essere dei lati non sempre ben definiti, ma del fatto che i sindaci non possono più dire nulla su come si interviene sui centri storici, su come si modificano le destinazioni d'uso degli immobili, è un dato chiaro all'interno della norma. Quindi questo tentativo di tentare di ammorbidire il rapporto con i sindaci attraverso questo tipo di impegno ci sembra del tutto velleitario e inconcludente sostanzialmente. Allora l'unica strada che abbiamo per accelerare i tempi di modifica della legge è presentare quello che stiamo facendo adesso, presentare una leggina molto semplice fatta di 4 articoli dove da una parte si dà ruolo ai comuni sul decidere come si interviene nei centri storici. Cosa importante per quanto riguarda il cambio di destinazione d'uso degli immobili, si ritorna alla presentazione dei PUA, dei piani che permettono alle amministrazioni di essere determinanti nel concedere o non concedere e come concedere questo tipo di varianti. Così come abbiamo definito meglio e abbiamo tolto di mezzo tutta quella vicenda che interessava soprattutto e preoccupava i sindaci delle realtà rurali, in particolar modo i sindaci della montagna e quant'altro, quello dei famosi 200 metri di linea d'aria, che permetteva sostanzialmente di avere una difficile programmazione di territori che hanno valenza ambientale, paesaggistica e anche agricola molto, molto importanti, ecco, di essere disseminati attraverso questa norma di una miriade di case singole che sicuramente metterebbero in difficoltà l'organizzazione, lo sviluppo di quei territori. Quindi i 3 punti su cui agiamo: intervento sui centri storici, definizione delle modalità di come le amministrazioni intervengono nell'utilizzo di questa norma, togliamo di mezzo la vicenda dei 200 metri. Quindi riteniamo di fare un'azione utile al rapporto tra istituzioni, Regione
e comuni. È importante che si ristabilisca un minimo di confronto positivo e tra l'altro noi chiediamo a tutte le forze presenti in Consiglio di aderire. Non è questa una iniziativa che vogliamo sia esclusiva del Partito Democratico. Noi abbiamo fatto un lavoro di preparazione, un lavoro tecnico anche di organizzazione della proposta, ma saremmo ben lieti che tutte le forze del Consiglio aderissero a questo testo. Naturalmente aggiustabile, migliorabile, c'è una piena disponibilità a affrontare in maniera aperta tutta la discussione su questo fronte. Ecco, io mi fermerei qua sulle linee generali, lascerei a Pigozzo il compito magari di calarsi in maniera più dettagliata sul testo.